La storia delle Mille Miglia è costellata di storie vere o verosimili. Sicuramente una vera fu la Mille Miglia del 50, definita la Mille Miglia in doppio petto, perché Giannino, allora ventenne, giovanissimo corridore quasi all'esordio, la vinse in maniera stratosferica guidando con un doppio petto, che la leggenda narrò poi essere di colore blu. In realtà era questo spinato vinaccia, naturalmente un tessuto della Marzotto, non poteva essere diversamente, e anche la spiegazione logica che diede Giannino fu assolutamente normale. Lui per guidare bene doveva stare comodo e la sua divisa di tutti i giorni non era altro che un doppio petto con camicia e cravatta, con la quale lui si sentiva assolutamente a suo agio anche nel guidare la berlinetta Ferrari con cui vinse. Secondo, ma non di minore importanza, il fatto che molte volte succedeva di rompere la macchina lungo le strade d'Italia e non c'erano le assistenze di portarti poi alla partenza, ma bisognava prendere mezzi pubblici, quale un treno, quale un autobus o quello che si trovava. Ecco che un conte Marzotto, una delle famiglie più importanti d'Italia, non poteva mettersi in mezzo ai normali utenti di questi mezzi con un maglione sporco di olio o una camicia macchiata. Ecco allora il doppio petto anche per l'eventualità di tornare a casa in treno. Onore e merito a Giannino Marzotto, trionfatore della 20ª Mille Miglia. Lui su tutti ha dimostrato coraggio e abilità, perché è veramente...